Pur essendo una delle malattie più diffuse, ci sono molte persone che hanno il diabete ma non sanno di averlo e come si può immaginare, la prevenzione e la presa in carico tempestiva sono importanti per curarlo. In quest'ottica riparte la campagna di prevenzione di prossimità nelle aree interne dell'ASL 4. Da venerdì 12 aprile l'ambulatorio mobile Gulliver raggiungerà 5 centri, Cicagna, Borzonasca, Nere, Zoaglio e Vadese Ligure, per fare visite di primo livello gratuite e senza bisogno di prenotazione. Saranno nelle sedi ASL dei comuni e nel centro prelievi ANE, presenti medici e infermieri e da quest'anno anche un assistente sociale. Saranno fatte semplici domande anamnestiche per elaborare la carta del rischio, misura della glicemia, pressione arteriosa, peso e altre domande sulla salute. L'anno scorso la raccolta era dei dati era sulla cartacea, quest'anno invece faremo tutto al computer e verrà calcolato in automatico quello che è l'eventuale rischio e in caso di rischio elevato verrà inviato direttamente al medico di medicina generale. Per fare qualche numero, in ASL 4 i pazienti presi in carico per diabete sono passati da 3.600 nel 2019 ai 5.600 circa del 2023. Secondo stime di Alisa, le persone affette da diabete in ASL 4 nel 2023 erano oltre 6.500 e oltre 76.000 in tutta la Liguria. Con particolare attenzione sì al raggiungimento degli obiettivi di cura per quanto riguarda la gestione della glicemia, ma soprattutto l'attenzione al rischio cardiovascolare dei nostri pazienti, perché la maggiore morbidità e mortalità delle persone con diabete è proprio legato alle malattie cardiovascolari. Oltre alla presentazione della nuova campagna di prossimità, ASL 4 ha parlato del progetto europeo Giacardi, che coinvolge 76 partner da 21 paesi, finanziando attività di confronto e diffusione di buone pratiche per migliorare le cure e ridurre i fattori di rischio associati alla malattia. Ad esempio mettere a sistema i percorsi di prevenzione che stiamo sperimentando spot qua e là, piuttosto che camp educazionali, piuttosto che orientarci sul diabete di tipo 1 e sviluppare quindi una modalità integrata e multidisciplinare. La direzione della ASL spiega che entrambi i progetti sono parte di una rete integrata agli servizi già sperimentata in altri ambiti. Per poter non soltanto intercettare precocemente e quindi prevenire il diabete, ma poi curarlo anche attraverso gli strumenti digitali nel modo più vicino possibile alle persone, fino ad arrivare a studiarlo con progetti di ricerca, addirittura un progetto europeo.